Salute a tutti e benvenuti a questa nuova guida de Sardinia Post. Abbiamo con una nuova guida di speranza su giovani abili che venimos in sa terra nostra. L'azienda Icnos de Gennoe, nascita in su 2016 da idee sul frate Fabio Elisandro De Montis, ha recibido su premio e sul certificato che è fatto in Sardegna, sa prima domo in Gaddura, solo con materiali che rispettano l'ambiente. Su premio Casa Clima Gold Nature è stato dato dall'azienda Casa Clima del Alto Adige, che è la più importante che abbiamo in Italia. L'azienda del frate del Montis è fatta dai giovani sardos. Come i giovani di Icnos tenen l'idea di presentare un progetto per fare domus popolari con materiale buono per l'ambiente che vengono a risparmiare a sa gente un montone in aride bullettas dei sabba e dei salughe. L'assessorato a Industria ha invitato i Icnos a partecipare al piano delle energie e dell'ambiente della regione. E questionando sempre dei giovani, in su 2003 in Sardegna sono nascite più di 17.000 aziende fatte dai picciocos e picciocas su tesos 30 gimbannos. L'un'ana di una chirca del confartigianato che spiega che in meda Saberini a malaozza un'azienda, abito che non agattano un posto di tribaglio e si devono inventare qualche cosa può tirare a dananti. E sempre istante in contor de economia, la giunta regionale NOA è pronta a curre 100 milioni di euro d'ogni anno per 3 anni per acconciare la scuola della Sardegna. L'ha assicurato il suo presidente Francisco Pigliaru al suo congresso regionale della CGL, che ha confermato a Michele Carros come segretario generale del suo sindacato. E come passiamo a questionare di Abbanoa, sente che data sabba in tutta canta la regione che si dà dai problemi. In Castello un giudice ha aperto una indagine nuova per peculato su presso 142 milioni di euro che la giunta dei cappellacci ha passato all'azienda per direttare lo sconto. Sinari può essere dato solo essendo bene un progetto per migliorare le cose e non per tuppare i teppidos. La giunta nuova dei Pigliaro e soprattutto l'assessore Maninchedda hanno attenne di peleare in meda. Bade a mentare che un giudice in Nugoro ha nato che sente di fare bancarotta, bidu che tiene un montone teppidos, pare quasi 1 miliardo di euro tra contos e cose. E da economia passiamo a sconto di cronaca. È stata una bomba con nessi mezzo chilo di brufer a fare brincare Martin Manzano in Lanuseo sa macchina di Roberto Aresu, 47 anni. Sa bomba vi collegata sul motore. Poteva toccare vari gente, visto che sa macchina vide in una carrella o è caduta in scuola e vari sarbutte carmannas. Una cosa che non si vede quasi mai vita. Su poveretto che vede scontando una condanna, costretto in domo sua, poi ha gabbato parizza personas. E sempre posa cronaca, so Carabinieri la polizia si a compitare d'ommoso e a fare controllo spogattare so 7 banditos che sappato volato a Pustibusto hanno avrimmato 2 furgoni della vigilanza Sardegna in 131 a saltare dei serrenti, furando 6 milioni di euro. Pigamos come in Gaddura, la procura del Tempio ha posto sotto indagine 3 persone per il danno dell'alluvione del Sud-Ghiotto di Santo Andrea di San Nugolato. Secondo il giudice, Antonello Zanda, che vide il capo dell'ufficio tecnico del comune di Olbia, e 2 colleghi suoi, Massimiliano Virdis e Ferruccio Terroso, hanno dato il permesso di fregare domos a corso del Rio Gadduresu, in un luogo dove non si poteva apporre manco un ladere. Sotto indagine vinse sparizzo ormere de domos, in sa scarrella scavalli, bini e nervi che sono state sequestrate. Poi il giudice sono essi 200 domos fatte in Olbia in luoghi pericolosi. E saremo con si sport. Ammettendo che domenica a Sastrese su Castello ad giocare in Torino contro il Torino di Giampiero Ventura che in Sosano Scolato ad allenato si squadra Castellaia. A Sassese e quarto da 0 in Tattari in su Palazzo Radimigni sa Dinamo del basket in Besse ad giocare contro a su Montegranaro. E per questa guida abbiamo finito, nos intendimos a guida che entrata.